Infiltrazioni mafiose nel mirino della prefettura di Padova. Il prefetto Giuseppe Forlenza ha emesso 4 misure interdittive a carico di altrettante imprese che operano nel settore dei trasporti e delle costruzioni, operanti nel territorio e con ramificazioni in tutto il nord Italia. Si tratta di 4 ditte, tutte riconducibili ad un unico prestanome. Le indagini condotte dal gruppo Interforze, che unisce carabinieri, polizia, finanza e la direzione investigativa antimafia, hanno messo in luce un forte legame tra i titolari effettivi delle imprese e la cosca 'ndranghetista del Grande Aracri, che già in passato nel settore delle costruzioni aveva tentato di espandere i suoi tentacoli al nord-est, soprattutto nel Padovano. Una famiglia criminale egemone nel territorio di Cutro, in Calabria, che ha cercato più volte di espandersi in Veneto, anche nel Veronese e in Emilia-Romagna. Le indagini, coordinate dalla prefettura, hanno ricostruito i legami degli imprenditori con il clan, fornivano sedi di comodo e attraverso soggetti compiacenti e localizzati a Padova proseguivano qui le loro attività utilizzando però mezzi e maestranze già sottoposti a interdittiva. I provvedimenti emessi dal prefetto mirano a proteggere il sistema degli appalti, tutelando gli imprenditori che operano onestamente. L'attenzione verso questo fenomeno è massima e ha l'obiettivo di preservare la pubblica amministrazione e l'economia legale dall'infiltrazione di gruppi criminali mafiosi, ha detto il prefetto Giuseppe Forlenza in una nota ufficiale, assicurando che i monitoraggi continuano e che potrebbero esserci presto nuove interdittive.